Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è risultato positivo al Covid. La notizia è stata diffusa attraverso una nota del Colle. Fortunatamente avrebbe solo qualche linea di febbre, ma è chiaro, fanno sapere dal Quirinale, che gli impegni previsti per i prossimi giorni dovranno essere rinviati. Il Presidente continua comunque a occuparsi dei suoi compiti, pur essendo isolato nel suo appartamento al Colle. Adesso il caro voli da e per la Sicilia, perché prosegue il pressing di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, su Ita Airways. L'obiettivo è quello di migliorare il servizio per la Sicilia e la Sardegna. In base a quanto emerso da alcune fonti del Ministero, l'incremento dei voli starebbe procedendo bene, ma questi risultati non sono ancora sufficienti. Il ministro Urso intende anche calmierare i prezzi affinché chi usufruisce del servizio non debba far fronte a spese troppo elevate. Scendono in piazza con i loro camici a Favare, in provincia di Agrigento, numerosi medici e infermieri che sono rimasti profondamente sconvolti dall'omicidio di Gaetano Laimo, il cardiologo ucciso nel suo studio lo scorso 19 novembre. La manifestazione è stata promossa dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento e vede come principio base il concetto del non siamo eroi e non siamo colpevoli. Domani sarà un anno dalla strage di Ravanusa, ma ancora non è chiaro a chi appartenga la responsabilità della tragedia. A chiedere di accelerare i tempi dell'inchiesta per far luce sull'accaduto è stato Luigi Pagliarello, padre di Selene, vittima dell'esplosione, e nonno del piccolo Samuele, il bimbo che sarebbe dovuto nascere dopo qualche giorno. La tragedia c'è stata, ma non so perché. Se si poteva evitare, lo deve dire chi sta ancora controllando carte e perizie. La Procura ha dichiarato: non si tira indietro, anzi, ma al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedo di dare un'accelerata. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.